In poche settimane una quarta croce dei martiri del Grappa vandalizzata. Dopo le tre che erano state colpite a fine dicembre, quelle di Ferdinando Alberti, di Albino Vedovotto e di Pietro Cocco, ora è toccato al Lecce e alla croce che ricordava Alberto Danieletto. Il fatto è avvenuto domenica nel primo pomeriggio, intorno alle 13:45. La Polizia di Stato e il commissariato di Bassano è intervenuto subito su segnalazione di un testimone oculare e in collaborazione con la polizia locale e l'utilizzo delle immagini della videosorveglianza ha velocemente individuato il responsabile. Si tratta di un 56enne originario di Bassano ma residente a Milano che è stato individuato, fermato e portato in commissariato in stato di ubriachezza alcolica. L'uomo per questo è stato denunciato, oltre che per i danneggiamenti che ha fatto a questa croce che era stata completamente tolta e al tentativo di danneggiamento di un'altra che si trova nei pressi. Il caso si è risolto velocemente ma si aggiunge a quanto era già avvenuto nella notte di Santo Stefano con le altre tre croci vandalizzate. Per quel fatto ancora non sono stati individuati i responsabili. Un'altra ferita nella memoria di Bassano.